Si va con la settima conclusiva corsa dall'Arcoveggio, confronto per soggetti di 4 anni sul doppio chilometro, ritirato EuroP, lo schieramento Energy Adri e Scudo dei Greppi, Elite Trio, Era di Luce Lux, Erba Olz in prima fila, Excellent Ban, Hermes Garer, Manojet, Enea Leone SM, Enorme Nap in seconda. I favori per Era di Luce Lux numero 4, Antonio Di Nardo, macchina che accelera, lascia andare i concorrenti con Era di Luce che cerca di portarsi a condurre, attaccata però all'esterno da Erba Olz che si avvantaggia e scivola in testa. Numero 1 Energy In Adri terza squalificato. posizione rimane Scudo dei Greppi, mentre è partita bene anche Enea Leon, anzi Enorme Nap che è all'esterno ma viene anticipato prontamente da Era di Luce che si porta a sua volta su Erba Olz per ottenere strada in 300 metri e guidare al passaggio davanti alle tribune. All'esterno rimane invece Enorme Nap, al largo anche Elite Trio, in terza ruota invece Excellent Ban. 31,5 per i primi 400 metri di gara, insiste in terza corsia Excellent Ban, mentre avanti a tutti è sempre la favorita Era di Luce Lux che percorre i 600 iniziali in 47,6. Seconda posizione lungo la corda per Erba Olz, all'esterno Excellent Ban insiste nella sua progressione e supera Enorme Nap. Così si arriva al giro in 1, 2 e 4. Terza posizione lungo la corda per il Scudo dei Greppi che ha all'esterno Elite Trio, mentre un'altra pariglia formata da Hermes Gar e Enea Leone SM chiude il gruppetto. Chilometro in 1,17,9, sempre leader Era di Luce Lux che ha in schiena Erba Olz, all'esterno Excellent Ban, lungo la corda e Scudo dei Greppi, al largo Enorme Nap, un giro alla conclusione con Era di Luce Lux nettamente in testa, ora allungato, un parziale in 14,6 davanti alle tribune, è iniziato l'ultimo giro con Era di Luce che si mantiene in netta evidenza, scompaiono i cavalli all'esterno, in seconda posizione rimane Erba Olz, siamo ormai a 400 dall'arrivo con Numero Era di 9 Luce in Ermanno netta Jet evidenza. squalificato. Numero 10 Enea Leone Sull'ultima curva SM in squalificato. vantaggio Era di Luce nei confronti di Erba Olz e quindi Enorme Nap. Completamento della piegata, ingresso addirittura con Era di Luce Lux che allunga con facilità per venire a vincere nettamente la lotta per il secondo posto. Vede ancora Erba Olz contenere Enorme Nap. Successo per la favorita Era di Luce Lux, Antonio Di Nardo in sediolo, 1,15,9 sul doppio chilometro con 59,4 per l'ultimo giro. Bel primo piano per Era di Luce Lux. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo per conto della scuderia Conni. E questo è l'arrivo dell'ultima corsa di oggi all'Arcoveggio. È tutto per questo convegno di corse. La linea alla regia.